Lecci e oleandri, macchia mediterranea, ginestre, corbezzoli, sono 1 milione i nuovi alberi che nei vivai dell'ente foreste attendono di essere piantati, dal nord al sud della Sardegna. Assieme agli operatori ci saranno gli alunni delle scuole medie ed elementari dell'isola. È un'idea dell'assessorato alla difesa dell'ambiente per infoltire il già vasto patrimonio boschivo sardo, 1.213.000 ettari, per coinvolgere gli studenti in un'azione di tutela attiva dell'ambiente, perché il ricordo dell'albero piantato dagli scolari di oggi venga messo a dimora nella coscienza dei cittadini di domani. Un'iniziativa che collima con gli orientamenti del protocollo di Kyoto, che indica la forestazione come uno degli strumenti per il bilanciamento delle emissioni di anidride carbonica. Le aree urbane, le zone che circondano i centri abitati, tracciati stradali, luoghi simbolici che al valore che già posseggono possono aggiungere anche un ulteriore significato emblematico per la custodia dell'ambiente. Bisognerà attendere che si esauriscano i tempi tecnici che consentiranno all'ente foreste, al corpo forestale, ai comuni, alle province, all'ANAS e alle scuole che prenderanno parte al progetto di coordinarsi. Poi comincerà un'opera graduale di impianto. Una volta che il programma sarà stato concordato e i siti individuati, secondo l'ente foreste, nell'arco di 2 mesi il lavoro sarà completato.